Allora, stiamo parlando di università, di rapporti di lavoro, di opportunità, ci sono state delle domande anche da parte vostra molto tecniche e precise. Qui vedevamo 25 corsi di laurea, 5 lingue, ribadiamolo. Sono tanti 25 corsi di laurea, cioè, veramente non è poca cosa. Sì, abbiamo la copertura totale delle materie, degli orientamenti. L'unica facoltà che non possiamo fornire in via telematica è medicina, anche per Vabbè, questo è anche un chiari po' motivi chiaramente, sì. tecnici. Però tutte quante le altre università, quindi giurisprudenza, ingegneria, psicologia, sociologia, le abbiamo tutte. Fatta eccezione per medicina. Ecco, come università già si sa più o meno che alcune sono più facili, leggere, più agevoli, altre più pesanti, più riconosciute con un valore maggiore, minore, eccetera. Come si colloca un Nettuno in questi livelli, visto che tra l'altro opera a livello internazionale? Perché magari una famiglia fa la riflessione e dice ma ti mando con l'università, dopo non viene riconosciuta qualora trovassi un impiego, eccetera. Ho una piccola azienda manifatturiera nel Vicentino e vorrei fare formazione ad alcuni miei dipendenti, soprattutto nell'ambito commerciale. C'entra qualcosa la vostra università? O i vostri corsi di formazione? Sì, ma noi riusciamo ad estrapolare dei singoli insegnamenti e creare dei percorsi formativi per quell'azienda. Quindi che sia un'azienda artigiana o anziché aziende strutturate con migliaia di dipendenti, come lo possono essere le aziende di conservizi, di conservizi, riusciamo ad estrapolare i singoli corsi, creare quindi un percorso formativo per quell'azienda, per quei dipendenti. Anche se non sono tantissimi. Assolutamente. Ma con l'aggiunta che quei corsi che vengono seguiti li diamo anche i crediti formativi universitari. Anche il classico web marketing che c'è tanto adesso richiesto. Questo vuol dire che quel dipendente che ha fatto quel corso che l'azienda gli ha offerto avrà i crediti formativi universitari propri, col proprio nome, e quindi un domani che volesse iscriversi all'università parte da quel punto, quindi parte avvantaggiato perché ha già acquisito dei crediti, 2, 3, 5, 10 crediti formativi, ma sarà quella la sua base per partire. Quindi è molto appropriata, molto interessante questa domanda del telespettatore, perché ai suoi dipendenti ha un duplice vantaggio di fargli della formazione, ma in più aggiungergli dei crediti formativi universitari. Ecco, la domanda anche c'è anche un altro risvolto, quindi i vostri corsi sono molto pratici anche, perché ovviamente quando uno parla di commerciale per le aziende, se poi il settore manifatturiero e territorio, quindi vuol dire per ottenere risultati immediati, quindi non teoria, le grandi teorie economiche, no? Essendo questa una università telematica particolarmente avanzata, le materie che vengono trattate sono materie che tengono in considerazione lo stato dell'evoluzione attuale, quindi anche le materie trattate, quelle dell'e-commerce o comunque del marketing, come vengono fatti, o del business, come viene gestito in modo attuale. Ecco, le materie sono orientate proprio su quello che c'è in questo momento. Quindi la diversità tra l'università tradizionale e quella telematica e su una piattaforma come quella di Nettuno sta proprio qui. Il valore aggiunto è quello di essere proprio di fare un insegnamento avanzato, moderno, che sta sul pezzo, non un qualche cosa di tradizionale, quello che si è abituati, ahimè. Quando diciamo che la scuola non è al pari col mercato, ecco, qui abbiamo un'università che è non solo al pari del mercato, ma su alcune materie siamo veramente oltre, cioè avanti, quindi c'è una proiezione, perché lo studente attuale, ok, ha bisogno di imparare le cose adesso, ma deve impararle anche per il domani, mondo del lavoro, e quindi infatti. partire da qui per il domani, quindi imparare adesso, e questa è la grande opportunità che diamo attraverso Nettuno.
Come si colloca come università nell'ambito, come è riconosciuta, come è considerata? Quindi lei ha parlato giustamente anche per il mondo di chi è già impiegato nella pubblica amministrazione, chi fa parte già magari di una delle aziende di Confservizi, anziché, non lo so, ma per aziende private una laurea conseguita con voi ha pari forza di altre, anche all'estero, per sua esperienza? Non lo diciamo noi, perché sarebbe come chiedere all'oste se ha il vino buono, ma lo dice il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha certificato che Uninettuno è la prima università telematica nazionale, ma è la terza in assoluto università nazionale tra le telematiche e le tradizionali. Anche Quindi, tra le tradizionali. è il Ministero della Pubblica Istruzione che ha certificato che Uninettuno è la terza università nazionale in assoluto. Chi sono gli insegnanti? Gli insegnanti, e questa è la forza di questa università, è che gli insegnanti arrivano dalle migliori università italiane e che ci sono nel mondo. Cioè vuol dire un insegnante della Oxford University si presta per una collaborazione con Uninettuno senza prescindere dalla sua docenza presso quella cattedra lì o della Boston anziché dell'Università Cattolica di Milano. Esatto. All'interno della piattaforma Uninettuno troviamo i migliori docenti che vengono selezionati dalle varie università che ci sono in giro per il mondo e entrano in un'unica università che è Uninettuno e lì trovi i migliori docenti che ci sono ora nel mercato. Il mercato, visto che qua lavoriamo anche in un mercato globale e poi sempre più i giovani hanno propensione ad affacciarsi all'estero ovviamente per trovare anche dell'occupazione eccetera. Che cosa richiede principalmente? Quindi anche voi fate un orientamento, cioè voi, Uninettuno fa un orientamento per i ragazzi, perché è un po' il momento, questo adesso in cui chi comincia l'ultimo anno di scuola deve già pensare a un orientamento serio per il prossimo anno. Sì, quindi legato al mondo del lavoro, le opportunità che vengono offerte dal mondo del lavoro. Noi sappiamo della conflittualità che c'è anche all'interno della famiglia, dove c'è il genitore che vorrebbe che il figlio facesse un determinato percorso di laurea, il figlio che invece sente un'attrazione verso un altro tipo di formazione. Ecco, noi abbiamo al nostro interno il valore aggiunto di Confservizi nel dare l'opportunità di iscriversi all'università, è che abbiamo all'interno uno staff che orienta sia il genitore che lo studente a fare la scelta migliore per quella persona, quel ragazzo, oppure anche per la persona che sta lavorando, però disorientato, vorrebbe conseguire una laurea, però non sa quale. Ecco, abbiamo delle persone che sono dedicate, sono dei psicologi che sono dedicati proprio per orientare, per prendere la decisione migliore che fa per te. Volevo sapere se trattate solo corsi universitari oppure anche di scuola superiore, grazie. Qua c'è il problema dei tante persone che hanno difficoltà. No? Certo. Uninettuno è una scuola universitaria, quindi non abbiamo all'interno un orientamento sulla scuola, diciamo, superiore. Quello che possiamo fare è che lo studente della scuola superiore, che magari sta facendo l'ultimo anno del liceo, della ragioneria o uno studio tecnico, ecco, lo possiamo già inserire nel mondo universitario, quindi portargli dei corsi universitari che siano al suo livello. E quindi aiutarlo poi a fare da ponte quando ha finito la ragioneria o l'ufficio o lo studio tecnico o quello del liceale. Magari avrebbe difficoltà ad approcciare con un certo tipo di facoltà. E quindi già di entrare con delle materie che lo portano a... Però non facciamo la scuola superiore. Anche perché ci sarebbero delle difficoltà tecniche di non poco conto. Mondo del lavoro, voi Confservizi sostanzialmente raduna tante entità. Ricordiamolo un attimo, direttore, che così spieghiamo, perché tante volte voi che ne vedete di dentro lo date per scontato, chi è al di fuori, ma Confservizi cos'è? Aspetta, in realtà sono municipalità e non soltanto.
Sì, con servizi... Aspetta un attimo, domanda per la prima dei messaggi. Buongiorno Elena, vi seguo sempre con attenzione. Mi piacerebbe sapere dal suo ospite se ci sono convenzioni per gli anziani e se sì, quali sono. Ho ancora voglia di imparare, anche 75 anni, Anna da Padova. Ringrazio la signora Anna per questo messaggio. Sì, abbiamo delle convenzioni per varie categorie di persone. Comunque la convenzione che abbiamo noi come Conservizi con Unenettuno è che comunque invece di spendere 2.100 euro con noi ne spende 1.600. Quindi ha un risparmio importante proprio grazie a questa convenzione, che quindi la persona che ha 75 anni, ma può avere qualsiasi età, non c'è limite di età per imparare e per riuscire a coronare un sogno, che è quello di avere una laurea. Perfetto, detto questo andiamo in pubblicità, voi scriveteci i vostri messaggi, poi rispondiamo, però poi anche vediamo di chiarire bene cosa comprende il mondo Conservizi, quindi ne parliamo tra poco.